Riforma della sanità un anno dopo, al centro di un affollato incontro ieri sera a Gemona, a cui hanno partecipato i rappresentanti di diversi comitati regionali sorti per rappresentare le istanze dei cittadini di fronte ai cambiamenti apportati dalla riorganizzazione del sistema salute nella nostra regione. Linea a Udine, dove c'è Rita Micoli. Erano in 400 ieri sera all'Auditorium Glemonensis, rappresentanti del coordinamento in difesa dell'ospedale San Michele di Gemona, ma anche di comitati nati a Cividale, a Trieste, a Latisana, a Grado, a Gorizia, a Pordenone. Una saldatura, è stato detto nel corso degli interventi, di cittadini contrari alla riforma dalla Pedemontana al capoluogo regionale. Un incontro rivolto al pubblico con cui sono stati affrontati i punti tecnici della riforma. Sono stati illustrati inoltre due esposti depositati nelle scorse settimane. Il primo, con cui i comitati per l'ospedale di Gemona hanno chiesto alla Corte dei Conti, che ha aperto un fascicolo, di verificare i costi deliberati dalla Giunta regionale, che secondo i comitati di Gemona giudica meno dispendioso adeguare strutture che non sono state costruite secondo protocollo antisismico rispetto a quelle che antisismiche sono già, come il San Michele, resistente al 9° grado Mercalli. Il secondo esposto, depositato dal comitato Io voglio l'ospedale a Gemona, chiede invece alla Procura della Repubblica di indagare sulla sospensione della seconda ambulanza notturna. Sospensione frutto del piano delle emergenze recentemente varato, basato però, secondo i firmatari dell'esposto, su dati inesatti che di fatto toglierà a Gemona un'ambulanza di notte e una diurna, prevedendo inoltre al posto del pronto soccorso un semplice punto di primo intervento. Trieste. Rientrato poco fa